La riconferma di Mario Conte credo che sia stato un atto molto significativo, proporre come vicepresidente vicario Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, in una logica di governo unitario di un'associazione così importante come questa. I comuni sono essenziali nel governo del territorio, nel rapporto con i cittadini, per tante questioni, dal PNRR al disagio giovanile. Quindi il governo non li può abbandonare, non li può lasciare a se stessi. La questione politica, il ticket Conte-Possamai alla guida dell'Anci Veneto, con il grazie del presidente riconfermato alle segreterie dei partiti per aver trovato una quadra che consenta ampia rappresentatività nel territorio. Credo che Anci sia cresciuta molto in questi ultimi anni, grazie anche all'apporto di nuovi amministratori e anche a un nuovo modo di relazionarsi, specie con gli organi centrali. Per cui la vedo molto bene, vedo che c'è molto entusiasmo, c'è molta voglia di entrare e questo sicuramente lascia ben sperare per il prosieguo. Voci dal congresso dell'Associazione dei Comuni che nei temi toccati da Conte, dalle risorse finanziarie al disagio giovanile, dalla denatalità al dissesto idrogeologico, si riconosce a prescindere dall'appartenenza politica. Il tema dei tagli che per la prima volta dopo 8 anni interessano gli enti comunali e questo legato almeno per quanto ci riguarda, ma non siamo i soli, ad avere una carenza di personale con il turnover che è bloccato. Purtroppo dal punto di vista economico-finanziario l'auspicio è che grazie al lavoro dell'Anci soprattutto il governo dia e presti attenzione a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto riesca a supportarci dal punto di vista finanziario, cercando di limitare al massimo almeno il fondo di solidarietà che per noi diventa un problema insostenibile. Fondamentale, ha accennato Conte, ampliare la finalità della tassa di soggiorno a sicurezza e pulizia, orientamento sposato in pieno dal sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, neo vicepresidente Anci. Da un lato c'è la condivisione dei fini, che è quella di allargare anche le destinazioni di spesa, prevedendo anche la sicurezza e il decoro del territorio, quindi una richiesta che arrivava dai comuni turistici da tanti anni. Dall'altro lato però dovremo essere attenti che le modifiche non comportino un rischio sui fronti delle riscossioni e dell'entrata, quindi dovrà essere garantita la stabilità del gettito perché è fondamentale per i nostri bilanci.